Diamo atto che con determinazione sindacale numero 23 del 14 maggio 2024 il sindaco ha proceduto alla nomina della dottoressa Stefania Rolla quale assessore comunale, conferendo le seguenti deleghe: toponomastica, Ufficio Europa, politiche per la legalità, comitati di quartiere, fondazioni, beni confiscati alla mafia. C'era l'opportunità di sviluppare e dare la possibilità a lei di mettere in campo le sue competenze e le sue capacità, e quindi ne stiamo approfittando. Avendo la sua disponibilità, è un professionista, è una persona qualificata, capace sicuramente di fare bene, confidiamo nelle sue doti e nella sua grande volontà, la voglia di dare un apporto notevole di cui l'amministrazione ha di bisogno in settori cardine e particolari che meritano impegno e attenzione. Toponomastica, beni confiscati alla mafia e fondazioni che hanno bisogno di avere nuovo impulso. Non è che non siano stati trattati, ma fra tutte le emergenze che abbiamo trattato, questi settori sono stati curati non sufficientemente. Abbiamo necessità di dare maggiore attenzione e quindi la nomina della dottoressa Stefania Rolla è in questa direzione: dare maggiore attenzione a quei settori di cui c'è grande necessità e la città ne ha di bisogno, che questi settori vengano curati in maniera adeguata. E faccio gli auguri di ottimo lavoro, e sicuramente sarà un ottimo lavoro. Con entusiasmo e grande senso di responsabilità questo ruolo che mi è stato affidato, anche perché le varie deleghe sono comunque ognuna a suo modo di grande importanza. E ringrazio l'amministrazione per la fiducia che mi ha dimostrato e cercherò e riusciremo comunque a dare importanza ad ogni singola delega.